Buongiorno a tutti ragazzi, che questo Papa non sia mai personalmente a me piaciuto tanto, stavolta ne ha fatta un'altra delle sue, quindi diciamo che io come sempre non lo riconosco come Papa, bensì io riconosco l'altro Papa perché questo qua per me non è il vero Papa ufficiale, quindi partiamo da questo mio presupposto, poi ognuno ragazzi è libero di scegliere quello che vuole, quindi io non voglio essere giudicato né giudicherò a uno di voi che potrà pensarla diversamente da me. Questa volta ha venduto una chiesa ai musulmani, i quali giustamente l'hanno fatto diventare una moschea. Pensate ragazzi, questa è di Bergamo, questa chiesa, la Santissima Trinità, che è stata tolta da mezzo, cioè hanno tolto croci, hanno tolto gli affreschi, cioè togliere affreschi storici da una chiesa, ragazzi, per me è una cosa folle. Diciamo che non ci sono scuse, non ce ne sono qua. Cioè è proprio quando poi noi ogni volta parecchi dicono che noi facciamo i complottisti, che noi siamo particolari, che noi pensiamo sempre al male, pensiamo sempre sbagliato. Secondo voi questo Papa ha fatto bene a vendere una chiesa storica ai musulmani? Ma tutto il rispetto per i musulmani, qua non ha nulla a che vedere con loro. Questa è una cosa tra noi cattolici e il nostro Papa. Cioè questo vende una chiesa a un'altra religione e quest'altra religione giustamente che fa? Apre una moschea, toglie le croci, toglie i dipinti che sono stati fatti dentro lì, gli affreschi, cose storiche, cioè ma ci rendiamo conto no? Cioè far diventare una chiesa storica, far togliere tutti questi dipinti, affreschi, croci, cristi e farla diventare una moschea, cioè ci rendiamo conto, poi diciamo che noi incominciamo a dire che questo è falso profeta, che questo non è il vero Papa, ma allora abbiamo ragione. Con chi va questo? Con destra o con sinistra? Cioè che so, io faccio il Papa, però se c'è una cosa mia, no? Che faccio il Papa e so che questa chiesa è mia, ma io non la voglio tenere chiusa, non la do a nessuno. Non credo che il Vaticano abbia bisogno di denaro per vendere, può dire vabbè, mi serviva il denaro, l'ho venduta perché il Vaticano è è la banca più ricca del mondo. Tutte le banche del mondo non apparano che il Vaticano. Cioè detto in italiano, tutte le banche messe insieme non fanno quella Vaticano. Cioè allora non mi potete dire ragazzi, l'hanno fatta per fare soldi, soldi che ce ne hanno quante ne va a quintali, quando ne volete, quindi è stata proprio venduta perché gli diceva la testa così. Sono state fatte molte petizioni per non far perdere giustamente questa chiesa che giustamente hanno fatto un casino, hanno fatto una moschea ragazzi qua. Cioè, non so dove più si andrà a finire questo Papa, dove arriverà, non lo so. Personalmente io sono cattolico, ma a me questo Papa, sinceramente parlando, non mi piace. Spero che a più presto arrivi un altro Papa, non lo so quando capiterà, non ne capisco tanto di religione, però l'importante è che va via questo e ne arriva un altro, quindi questo non mi piace, sinceramente parlando. Quindi questo sta cambiando tutte le regole del cattolicesimo, le sta cambiando, sta mettendo, sta togliendo, sta facendo di tutto. Una volta esce di alieno, una volta dice, ma un sacco proprio no, no, non esiste. Io per l'amor di Dio non sarò un cattolico come tanti di voi che sanno la Bibbia a memoria, queste cose qua, però qua non ci vuole molto a capire che persona stiamo affrontando qua. Cioè il Vaticano, il Papa vende la Chiesa e fa costruire una moschea. Allora affinché la Chiesa, ma a parte che la Chiesa è un luogo storico, quindi non la puoi distruggere, quindi anche venderla a un'altra ai testimoni di Geova, oppure che ne so, agli ortodossi, qualsiasi altro, ma pure un istituto che voleva fare una scuola, per me è tutto sbagliato, cioè non va toccata.
Cioè questo ha venduto la chiesa, per che cosa? Poi per fare una moschea. Cioè allora proviamo ad andare noi in questi luoghi dove diciamo c'è questo culto diciamo delle moschee in Islam, proviamo a cercare di comprare una moschea e farla diventare una chiesa, vediamo cosa succede ragazzi. Siete convinti che ci riuscite? Ma io credo che non usciamo nessuno vivo da lì. Solo in Italia si permettono di fare tutto, perché l'Italia, come dico sempre io, è il paese dei balocchi. Qua vengono e vogliono comandare, quindi io non voglio giudicare nessuno, però in Italia c'è il cattolicesimo, quindi come io dico sempre, come anche a volte io a Salvini l'ho attaccato un sacco di volte a torto in tutto, però quando dice che a casa nostra dice che nelle scuole ci sta il crocifisso, io non lo toglievo il crocifisso dalle scuole. Se vuoi ti adegui al mio paese, in Italia, se no te ne torni a casa tua, poi puoi aprire che cosa vuoi. E qua non si tratta di essere ragazzi razzisti, qua si deve essere, di essere proprio pazzeschi. Cioè come se io adesso vado in Islam e dico no, voglio comprare questa moschea perché devo fare una chiesa cattolica. E quando te ne esci vivo da lì? Cioè ma scherziamo ragazzi, ma non scherziamo proprio, cioè questo uno ne fa uno dopo l'altro, proprio è continuo, proprio i suoi sbagli sono proprio continui. Poi dicono che viene attaccato, il falso papa, il falso questo e questo. Per me, a me non piace per nulla, quindi non mi piace. Io quando stavo a Papa Voitivo sono andato a Roma a vedere il Vaticano, tutto, però da quando sta lui non ci sono andato neanche mezza volta e non penso di andarci proprio, perché non mi piace. In effetti tanti preti si sono ribellati e sono stati, diciamo, esonerati dall'incarico perché hanno detto che per loro questo non è il loro Papa. Quindi giustamente la Chiesa Cattolica che cosa fa? Li esonera e li manda via. Quindi che vogliamo parlare? Poi quando ci stanno gli scandali dei preti con le donne o con gli altri, capite a me, per non dire la parola perché comunque è una parola brutta da dire, però avete capito i preti con chi andavano, li spostano di parrocchia invece di mandarli a casa. Invece se tu dici che a me questo Papa non mi piace, ti mandano a casa. Quindi dove vogliamo arrivare più ragazzi? Cioè preti che si tengono amanti, che si tengono questo, quello, hanno amanti, macchine, vita bella, vengono spostati se per puro caso vengono beccati in un'altra parrocchia. Quindi se questo prete lo beccano in Sicilia, lo mandano a Bergamo. Così lontano nessuno lo conosce. Se poi un prete si ribella e dice, voi avvocate, dice a me non mi piace questo papa, lo mandano a casa. E questa è il Vaticano, la Chiesa Cattolica. Quindi io penso, anzi lo ribadisco e lo ripeto, a me questo Papa non mi piace proprio. Cioè vendere una chiesa storica per farla poi diventare una moschea è dell'assurdo, proprio non ci sono parole, cioè questo video è proprio senza parole, che vuoi commentare? Si commenta da solo, cioè il Papa vende la chiesa con figure diciamo che stanno da centinaia di anni nei muri, affreschi, croci e la fai diventare una moschea. Ma pure se non stava chiusa e basta, ogni tanto si apriva e si andava a fare una visita guidata e basta, ma non che la vendi, tanto non hai bisogno di denaro per vendere. Come dico io a tutti i ragazzi, proviamo ad andare tutti quanti in Islam e a comprare una moschea e a farla diventare una chiesa cattolica. Vediamo quanti di noi tornano a casa. Quindi io penso nessuno, ragazzi. Vabbè, ragazzi, buona giornata. Purtroppo le cose
non cambiano mai, questo Papa non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà, quindi non è perché ce l'ho con lui, ma fa troppe cose sbagliate che secondo me non sono ragionevoli, quindi non è per un fatto di simpatia, non è per un fatto di nulla, fa troppi sbagli, non è che ne fa uno, questo ne fa centinaia. Ma immagina questa bella chiesa che le signore andavano là a pregare, a fare tutto, per l'amor di Dio. Ora una moschea, hanno tolto croce, hanno tolto Cristi, hanno dipinto gli affreschi che stavano da centinaia di anni, ma scherziamo ragazzi. Ma non scherziamo proprio, lascia stare, vabbè. Ragazzi, chiudo questo video, se no mi intravino sempre di più perché le cose storte non mi piacciono proprio, questo è più forte di me. Ogni volta che faccio un video sulla religione è un casino sempre a finale. Poi la gente dice Bergoglio, Bergoglio, Bergoglio. Vedete il vostro Bergoglio che fa? Solo i ciechi non riescono a vedere, secondo me. Io non sarò un santo, non sarò uno che conosce la Bibbia a memoria. Non po- A Bergamo hanno venduto una chiesa e hanno fatto una moschea. Quindi diciamo un casino. Quindi hanno venduto questa chiesa perché secondo loro, diciamo, anche se non funzionava, non capisco perché poi venderla a musulmani, ma non per la religione, oppure a testimoni di Geova, ortodossi. Io non l'avrei mai venduta a persone che poi farebbero un altro culto di religione, ma neanche a persone normali, perché dentro ci sono affreschi di tanti anni, centinaia di anni. Cioè rimaneva così, e faceva una visita guidata, una guida storica. Anche qui ci sono tante chiese chiuse. No, no, era buono, era in perfetto stato. No, non era sconsacrata, tu vuoi dire sconsacrata? No, no, era una chiesa normale. Siccome non ci sono più tanti preti o cose, allora eh, stava chiusa, però questi buoni hanno fatto, l'hanno venduta ai musulmani. I musulmani giustamente l'hanno fatto diventare una moschea. Yeah, questo è ridicolo, avvocato. Scusa, lui sapeva a chi la vendeva, no? Quindi immaginava che cosa avrebbero fatto, no? Se la dava ai testimoni di Geova, io immagino che lì facevano, facevano una chiesa che, diciamo, era dedicata ai testimoni di Geova, un luogo dove andavano i testimoni, oppure se erano ortodossi, mi immagino che facevano un culto ortodosso, quindi dandola ai musulmani lo sai automaticamente che diventava una moschea. Invece qua, invece di aumentare le chiese, qua le diminuiamo. Non lo so, boh. Vabbè ragazzi, meglio non parlarne più perché se io per parlare di questo signore ci vuole un libro proprio, non ci vuole, non ce la faccio tutto, tutto il giorno, quindi è meglio chiuderla così e tanto già l'ha venduta, non possiamo fare nulla. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, ci sentiamo più tardi, sempre qualche notizia strana come questa troverò sicuro. Di certo questa è la notizia più strana che mi è capitata negli ultimi tempi. Mo. I terremoti sono normali, le eruzioni sono normali, ma fare una cosa di questa è anormale, quindi bravo, horror, bravo. Vabbè, ciao avvocatella, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi.